70 metri di lunghezza, 30 di larghezza, si chiama Jack Up questo gioiello dell'ingegneria, fiore all'occhiello tra i sistemi tecnologicamente avanzati realizzati per il Mose. Un mezzo navale che in laguna si muove a 5 nodi all'ora, un pezzo fondamentale per la manutenzione e la sostituzione delle paratoie che entrerà in funzione da subito, dopo il periodo di collaudo per la posa dei sistemi di dighe mobili alle bocche di porto di San Nicolò al Lido, a Malamocco e a Chioggia. Questo jack-up è un'opera tecnologicamente molto evoluta, siamo molto orgogliosi di averlo realizzato qui a Venezia, all'Arsenale, con imprese venete e coinvolgendo un indotto che si è allargato a tutta la regione Veneto. L'opera del Mose, nonostante scossoni e inchieste giudiziarie, insomma, va avanti e con orgoglio l'equipe di ingegneri marittimi addetti della CAV mostrano il risultato del loro lavoro. 10 anni di progettazione, 50 milioni di euro spesi in un'opera che nessun cantiere al mondo ha voluto realizzare, in grado di operare in condizioni di onda fino a 1 metro di altezza, praticamente immobile una volta sistemato in laguna grazie all'azione di queste gambe alte 26 metri. Il jack-up, che può essere allungato o accorciato a seconda delle esigenze, sarà usato da subito e una volta completato il Mose potrà sostituire ogni paratoia in 7-8 ore. Verrà utilizzato per l'installazione delle paratoie di San Nicolò, Chioggia, Malamocco e dopodiché verrà usato poi per la manutenzione ordinaria. Una giornata di festa e di lavoro, ma il futuro per l'opera e per 33 lavoratori dei cantieri dell'Arsenale di Venezia è grigio. Se i tempi verranno rispettati, il Mose sarà ultimato entro la fine del 2016, ma l'incertezza regna sovrana. Concluse le gare europee, mancano gli affidamenti e i contratti per la realizzazione delle paratoie da posizionare. Ci sono poi problemi di fondi per il completamento finale del Mose. Se per 400 milioni di euro manca solo il via libera del CIPE, il governo non ha ancora dato garanzie sugli ultimi 226 milioni di euro necessari. Tutto dipende dalla disponibilità di quei fondi, però siamo confidenti che arrivati a fare 99 si faccia 100.